Noi oggi, tra l'altro, sottoscriveremo con altre importanti figure professionali dell'emergenza sanitaria nazionale, poi firmeremo e sottoscriveremo la Carta di Catania che noi abbiamo fortemente voluto, siamo stati i promotori insieme ad altre aziende ed è significativo che nasca proprio da qui, no? Perché la Carta di Catania definisce all'interno di una rete fra tutte le figure apicali dell'emergenza sanitaria, definisce proprio i principi, le responsabilità, definisce le modalità operative, le linee guida riguardanti proprio l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla emergenza sanitaria. Una giornata importante oggi, questa che ospita l'evento sull'intelligenza artificiale in emergenza. Qui siamo all'azienda ospedaliera Cannizzaro, che è sede del 118, della Seus 118, ospita il numero unico, il NUE, e tra breve avremo il 116-117. Ecco, la giornata odierna è quella che vedrà la firma della Carta di Catania, che sarà un documento, come si sta sentendo in sottofondo, un documento che sancirà un protocollo d'intesa non soltanto con la nostra regione, tra la Seus 118, ma con le aziende che si occupano di emergenza, quali l'Ares della Regione Lazio e l'azienda Zero della Regione Piemonte, e tutte le altre aziende che vorranno partecipare a questo network, dove l'intelligenza artificiale darà un valido supporto alle attività e alle scelte che poi sono sempre del medico. Da siciliano voglio logiche di rete nella nostra nazione, voglio che la nostra terra rappresenti uno dei momenti fondamentali per garantire una serie di azioni che servono all'Italia intera, e tra queste sicuramente l'applicazione dell'intelligenza artificiale secondo logiche di rete, secondo modelli di sperimentazione. La Carta di Catania rappresenta lo strumento fondamentale, secondo me, per porre in essere le basi per andare avanti su questo tema molto importante. Siamo venuti qui con molto entusiasmo. L'emergenza ha bisogno di uno scatto in avanti. Stiamo provando a capire come le nuovissime tecnologie possono aiutare gli operatori che sono in prima linea. L'intelligenza artificiale è un supporto, ma deve essere anche un modello per riorganizzare tutti i servizi dell'emergenza. Siamo qua perché vogliamo costruire un tavolo che, partendo dalla Sicilia, arriverà fino al nord del paese.